È una manifestazione che deve essere replicata in tutto il Veneto, dobbiamo aiutare queste persone, farle sentire sempre più partecipi e soprattutto abbiamo tanto da imparare da queste persone che possono scaldare i cuori e dare quella spinta propulsiva per continuare a fare del bene, che è quello che contraddistingue i Veneti, nel senso i Veneti sono famosi in tutto il mondo per fare del bene, quindi ben venga questo festival, ringrazio l'amministrazione di Rossano Veneto e vi aspetto tutti quanti nel mese di maggio per il Fragile Festival. Fortunatamente per la comunità di Rossano è molto importante perché noi da sempre siamo una comunità che sull'associazionismo, in particolare l'associazionismo rivolto ai più deboli, lavora da tanti anni. Abbiamo delle associazioni che lavorano esclusivamente con ragazzi disabili e poi in generale tutti quanti quando abbiamo chiesto o si chiedono degli aiuti e dei supporti non si tira indietro nessuno. Anche a livello, ho fatto per tanti anni l'assessore sociale e devo dire che tutte le volte che abbiamo bussato alle porte sia di aziende ma anche di associazioni nessuno ci ha mai detto di no. La fragilità non è un ostacolo, ma è un punto di forza e siamo tutti fragili, possiamo essere fragili più o meno in determinati periodi, però siamo tutti fragili e dobbiamo imparare ad accettare, ad accogliere le nostre fragilità e trasformarle, come ho detto, in punti di forza. È un'iniziativa importante alla quale appunto come azienda UL7 Pedemontana abbiamo partecipato fin dalla prima edizione, è un'opportunità che viene data ai ragazzi di poter manifestare quelle che sono le loro abilità, ne abbiamo diverse e questo è un modo con il quale loro possono rendersi partecipi della vita sociale in maniera continuativa e in maniera anche importante.